Chi sbaglia per ultimo il rigore vince un biglietto per la finale dei mondiali. Come funziona questa sfida? Tutti i giocatori avranno 2 vite a disposizione. Il primo della fila dovrà battere il rigore, mentre l'ultimo lo dovrà parare. Ogni volta che verrà sbagliato sia il rigore che la parata, a quel punto il giocatore perderà una vita. Iniziamo. Allora, il primo giro è casuale, quindi chi se la sente di andare? Io. La tira in porta? E chi gli tiro tira? io? Bene, vabbè, Posso? l'hanno fatto subito. Magari non pure la Vabbè, va Enzo, va. Ricordatevi il giro, l'ordine. Ti ricordi nel video, cos'è, sombrero? Sì. Che sono partito io? Sì. Lui mi ha eliminato. Quindi chi la fa l'aspetti. piano, La piazza. Ma come lo fai a parare, Harry? No, voglio vedere chi c'è, non so chi c'è. Girati. Vai, girati. No! Oddio, rilazza. Giro immobile. Oh! Cosa ha preso? E quindi Impressionante. non me la sento di andare contro Napoletano. Vai. Ale, mi sono spaccato un polso per fare sta parata. Sai già. Sì! Oh, quindi non ho perso niente, giusto? Ma come contro di me? Non potevi non perdere la vita contro lui, invece non l'hai perso. Occhio. Chi la fa l'aspetti? Vediamo. Dio J. Christian. Non ci credo. Ma com'è possibile? Adesso vi farò vedere chi è il primo a perdere la vita nel mio gioco. Se segna il Giovanni, sono stato eliminato. No. Hai 2 vite. Cioè questo 10 minuti stiamo, non abbiamo ancora il gioco. Oddio dati! Sono emozionato, regà. Sono infortunato, ho tirato male. Gli puoi togliere tu la vita a lui. Va bene. Andri, fallo per me. No, allora no. Andri, è il segno della nuova amicizia. No, lo faccio per i ragazzi. No, Andri. Lo faccio per i ragazzi. Andri, elimina quello che era il tuo vecchio miglior Ragazzi, amico. io mi ispiro ad Ale Oliva, guardate. Croce allora. Non ci credo. Però mi sto divertendo, giuro. 8 rigori sbagliati, eccomi. Abbiamo inaugurato le vite perse. Ermocio perde la prima vita, Nico Paz lo fa quasi eliminare. Vediamo dopo cosa succede. Enzo, perché hai fatto questa cosa? Bello. Allora lasciami segnare, te sei salvo. Allora vediamo Kimmich. Io tiro come primo, uguale. Germania contro Scotland. McTominay a porta. Vediamo il Pipita stavolta non sbaglia. Prima ricordo l'errore imperdonabile dell'uomo MDM. Lo conosci? Gianni. Kevin De Bruyne. Vediamo se gliela piazza. Fai gol, Cristiano, fai gol. Calma! È di nuovo il turno mio, prima l'ho sbagliato contro il rimasto. Ora ne posso sbagliare solo uno. Lo sapevo! Ma io non posso alzarla, mi fa male. Mi fa male. Io però non posso eliminarlo io, dai. Chi ti ha dato il mio Non numero? lo faccio per te, per loro. Godo! Scusa, Tati. Ho tirato centrale. C'è ancora un punto, no? No. No, c'è ancora un punto. No, c'è ancora un punto. È Andrea che adesso potrebbe perdere. No, perché segnato. No. Scusami Andrea, ho dimenticato le regole del mio gioco. No. Luis Diaz. Faccio per te, Gio. Come si che sei un amico? No, sono però. Con o senza crociato. Thierry. Enrico Lazza. Ecco Kimmy. Spiazzato Enrico Lazzarato. I pomeriggi nella villa, questo calcio solo i rigori e butta le palle di là. Vediamo mo che fai. Vediamo. Incrocio dei palle. Ma che fai? Signori, guardate Divin Bisone, mi pare fantozzi oggi. Divino! Allora, se Tati se mo segni lo elimini. Però alza un po' sto Mi fa male il piede! Mi fa male, mi fa male, mi fa male. Maglia Brasile, via. Ah, Ferite di guerra Signori, dietro quella non maglia. vendicarti, Gio, vieni qua, vieni. Andri, vendicami. Beh, a sinistra. Artemo Cialdo! Vamos! Quindi la Colombia può far perdere una vita all'Argentina. È importante, eh?
Ora è la Scozia a poter togliere una vita. Cioè, nessuno vuole togliere vite a nessuno. Vediamo se la Germania vuole farci il piacere di segnare. No. Però posso dire una cosa, stanno rischiando tutti di essere poi eliminati a loro volta. Però non se ne fregano niente. No, stanno prendendo questa serie un po' così, su un piede solo. Ora è l'Olanda a poter togliere una vita alla Germania. Prende una stranissima rincorsa. Vediamo se la toglie la vita. No, vabbè. Non ci credo. No, aiuto, veramente state facendo. Cioè, boh, ma non sappiamo più tirare rigori. Allora, secondo me meriti di essere tolto una vita da Cristian. Vai, Cristian, rispondi alle critiche. Alle critiche. No, ma che hai paura di... Guarda fuori. Cosa fai? -1 Reinders. Ragazzi, io sono costretto a segnare per forza proprio. No, Giova, no. Giova, non farlo. No, lo sapevo, era di no. No. Ah, mani sui fianchi e via. Oh, oddio. Ricordate che la melatonina di questo sole che mi sta proprio per baciare in questo momento mi farà segnare al 100%. Vediamo. Secondo me è la melatonina. Guardate! La palla direttamente qua. E quindi è Messi contro Ronaldo. Intanto Mocialdo. Guardate lì cosa fa. Vediamo se sarà distratto realmente. Invece no. Abbiamo, signori, purtroppo per lui, per il Portogallo, il primo eliminato da questo gioco. Guarda intorno, sconsolato. Andrea, cosa ti senti di dichiarare? Vabbè, dispiace per il Portogallo. Eliminato dal... Assumato all'improvviso. Se vi state chiedendo perché Enzo ha soltanto un calzino è perché in questi giorni ha subito un infortunio, penso che lo sapete. Sì, perché è uscito su tutte le testate giornalistiche del mondo, anche in tutti i quotidiani. Vediamo. Palo per la Colombia. McTominay contro Luis Diaz. Parte McTominay. Perde una vita Luis Diaz, che batte il 5 in maniera molto sportiva, mentre qui Mocialdo si esibisce in una giocatona. Riprende la sfida con la Germania. Che parata assurda di Henry, che perde quasi un piede per difendere i propri colori. È incrociato, è il gioco del crociato. Io ancora non ho capito il gioco. Come non hai capito Enzo il gioco? La stessa frase c'è sta prima. Mentre qui Ermocio si esibisce in un'altra giocata. Ale di nuovo con una stranissima rincorsa, la stessa di prima. Lo sai? Stai combinando? Cosa stai combinando? mai. Cosa stai Cristiano, combinando? vai, oh. -1 lo uccidi, è morto, è -2 così. Mentre qui abbiamo un illusionista. Sta giocando col fuoco. Le bolas, ragazzi, bolas challenge. Ragazzi, deve tirare il top rimasto, scusate. Allora vediamo. Posso dire? Secondo me lo sbaglia clamorosamente. -2 nel caso. Viene eliminato nel caso? Non ci credo. No! Puoi eliminare Ale Oliva! Cristiano può eliminare l'Olanda. Sei mio fratello. Tutta la pressione sulle sue spalle. Saka Europeo 2021. Arte Cristian! Assurdo, l'Olanda di Ale Oliva viene eliminata da questo gioco da De Bruyne. Intanto facciamo un taste test. No. Irresistibile scioglievolezza. Sul dischetto Super Bellingham contro Kevin De Bruyne. Parte Bellingham! Rete! Era tutto uno stile suo, raga, non commenti. Sembra che ha appena scalato il Vesuvio. Tira, dai. Tutto stanco con sto pantalone. Dai. Questo l'avevo già mangiato. Dai. Signori, Poi cosa? Non posso dirlo, raga. Oh! Bravo, Ci ha provato, raga, ancora non sei applauso. morto, dai, ancora non sei morto, dai. Come tira lui? L'Argentina potrebbe eliminare anche il Brasile dopo aver eliminato il Portogallo. E lo elimina. 2 vittime dell'Argentina di Simone Crispo. Vabbè, dai, è finito il content, andiamo. Ah, no, non hai un cuore, all'immondizia al posto del cuore. Con gli occhiali, vai in discoteca, vai. Sul dischetto del rigore la Colombia che prende non una rincorsa ma proprio la tangenziale. Torna a Napoli, poi ritorna qui. Bellissimo rigore del rigorista del Napoli, creatore. McGilling, rete! Ah! Non ci credo. Resiba. No, come si chiama quello che fa la... Oh, Giagini, José, Ila,
È lui. Reciba. Andiamo, dai. Intanto c'è la Germania di Daniele contro la Scozia di Enrico Lazzarato. Questa sfida ci ricorda delle parate. Ma le leggi però. Assurdo! Rimastigno parte con la maglia Bello. Ma che dici che sto secondo la mo? del Belgio. Ah, attenzione, Parte Bellingham! Quasi da fermo. non potevo sbagliarlo. E quindi il rigore di Nico Spaz. Rete da fermo, Atigno parte Luis Diaz. Rigorone contro l'Argentina. Ricordiamo, Luis Diaz ad una vita, però ha segnato e quindi tutto a posto per lui. Tutto a posto. Quindi McGillin. Parte McGillin. Luis Diaz resta un po' spiazzato. Vediamo i due che si prendono. Conto in sospeso, quello di Kimmich, anche se prima ha segnato. Stavolta non la legge. Parte la Germania. Il cucchiaino. Allora, era scontato, ho detto, mi tira una saracca di là di nuovo. Però, complimenti. Vediamo Cristian come risponde alle innumerevoli critiche. Sbaglia. Ha scelto un lato e l'ha sbagliato. Allora, e indovinate chi può fargli perdere la vita. Vediamo Jude. Come fa? Siamo nella stessa anima, come un sole e una stella. E quindi passati 5 secondi di copyright. Ma faccia via questo. E non ne ha mista Jack. Bel saltello e bel rigore. Sì, signore McGillin contro Luis Diaz. No. Cosa fa McGillin? E ancora a 2 punti la Scozia. Vediamo se la Germania glieli decurterà. Ecco la Germania. Non ci credo. Aiuto. Chi legge i rigori a Daniele? Sei letto? Tutti gli occhi puntati su di lui. Oh, ma è incredibile. Attenzione al top rimasto in porta, che ha una vita, deve difenderla. Contro. Il tirino! No! Valla a prendere. Elimino il Belgio. Mi dispiace per De Bruyne che l'ha presa bene secondo me. Quindi per lui non c'è più la possibilità di vincere il biglietto per la finale dei mondiali. Dopo di me chi c'è? Lui. Hernan, in corsa breve. Alla male. Vamo! E sbaglia. Champs-Élysées ragazzi per la Colombia. L'Argentina dopo aver eliminato Portogallo e Brasile può perdere una vita, ma questo lo deciderà Enzo Scialebù per la Colombia. Che rigore perfetto, palla da un lato, Argentina dall'altro. Enrico Crociato. Parte perfetto, che rigorone. Henry non la vuole perdere questa finale dei mondiali, si vede. Vediamo se sarà così anche questa volta. Parte la Germania. Incrocio dei pali. No, Dani ormai ti ha ipnotizzato in qualche modo. Vai, va. Zittisci tutti. Bellingham! Zittisci tutti. Palla da un lato, portiere dall'altra. -1 per Daniele. Diglielo, lo conosci. Lo Luis Diaz per la Colombia. Una nazione tifa per lui. Si ferma. Che rigore, che calcio. E zittisce tutta la vai a panchina. mangiare il melone. Io mangio quello che cucina tuo padre. C'è Scott McTominay, non McGillin. Da ora piede debole tutti, vai. Ci sta perché in palio c'è tantissimo. Vediamo Daniele col piede debole segna. Probabilmente era meglio a tirare piede debole dall'inizio con Harry. Vai, schiatto. Non so tirare, proprio non c'è la coordinazione, lo potevo eliminare, però. Ma io. Si salva Super Allan. Ma tu invece piede debole dichiari, o a destra o a sinistra, dove la calci? Ma apre sempre questo. La tiro assist. Vediamo se lo ha dichiarato bene. E lo ha dichiarato bene, così come lo para Simone. Non era facile questo, E quindi direttamente dalla tribuna d'onore arriva Scott McTominay che può eliminare la Colombia. Siamo ad un crocevia. Difficile, signori. Ma io non so calciare col piede. Diciamo a me. E ora si comincia a ritirare di nuovo normale. No, adesso si tira normale perché. Vediamo i giudici cosa dicono. La FIFA, questa è la FIFA. Dichiariamo, ci stiamo divertendo molto con questa cosa. Daniele ha dichiarato la destra. So. Vediamo. Che parata. Non più dichiarato perché sennò già sa il portiere dove andare. Neppure col piede debole perché non so tirare.
Nonostante tutto, contro tutti. Attenzione a Hernan Crispo che potrebbe eliminare il Divin Visone. Parte, Crispo. Crispo lo spiazza e il Divin Visone viene eliminato. Lo sapevo. Quindi dopo la mia eliminazione restano Argentina, Colombia, Scozia e Germania. Tutti hanno una vita tranne la Scozia di Henry che ha 2 vite. Vediamo la Colombia. Adesso cosa farà? Bellissimo gol. Enrico! Parte. La parata di Hernan! E vale, paratona dell'Argentina. Probabilmente tra i migliori di questo gioco perché è rigorista, però c'è forse un middle ground. Vediamo Harry. Può buttare fuori la Colombia con questo calcio di rigore. Io veramente ve lo giuro, non ci credo. Cioè alla Malen, E lo butta fuori, anzi no, perde una sola vita la Scozia, quindi tutte le partecipanti hanno una sola vita, nessuno può più sbagliare. Ecco Simone, probabilmente il bomber, il migliore di questa sfida, gliel'ho buttata. Voglio, perché può perdere e uscire dalla sfida, assurdo. La Colombia, ancora Colombia contro Argentina. Sciale gliela farà ancora e quindi si ripete la sfida Scozia-Colombia. La Scozia può buttare fuori la Colombia di Sciale. Enrico! ho indovinato l'anno. Lazzarato che elimina la Colombia. Fiero della mia nazionale. Sono fiero. Questo è in gioco per te, Ale. Germania, Scozia che è la vera rivelazione di questo mondiale, che prende un gol clamoroso, e Argentina che zitta Se ne va. no. Purtroppo ragazzi io soffro di rigori da fermo di Daniele. Spero non lo faccio. Oh. Momento topico. Harry può eliminare Crispo. Non lo fa. No, ma Simone c'ha 1000 vite per Simone. Fate la finale direttamente. No, vogliamo vedere. Gioca, No. Che fai? Vai a giocare! Voi godete proprio nel vedermi essere eliminato proprio nella challenge. Può essere eliminata qui la Scozia. Rigorone del tedesco, il Pipiten, che ora si gioca il tutto per tutto con l'Argentina. Una vita per entrambi. Vediamo il bomber argentino. Piazzato e spiazzato. Hermoso dice Daniele è troppo forte. No! Secce. La seccia d'Ermocio, il mocigno. Ora la para Simone. No, devi parare. Se Simone abbiamo arrivato 40 minuti video, ma è finita, raga. Tu hai perso, cosa vuoi? Parte a piccoli passi l'Argentina con Nico Paz. Ti porto a ballare ma. Ha vinto il biglietto, non la coppa. Ah, il biglietto. Ha vinto il biglietto, ragazzi, biglietto per la finale. Simone, puoi darlo a me? Ovviamente complimenti all'Argentina che non ha veramente proferito parola. A chi la dedichi, Simone? A chi la dedichi, Simone? A te il premio, il Simone. biglietto, A chi la dedichi? prendili. Congratulazioni. Comunque la grande notizia, finalmente, per i nostri finalmente, signori che ragazzi, può parlare, ho Simone, vinto. hai vinto una grande coppa e poi hai vinto un grandissimo biglietto per la finale mondiale di scacchi 2026. Sono contentissimo di questa finale vinta, non so più parlare perché è un paio d'ore che non parlavo. Si è abituato. Però sono contento. E quindi finisce qui la parlantina di Simone. Ringraziamo tutti i partecipanti di questa sfida di rigori ad eliminazione. No, che schifo! Ma come dici? Questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, un commento, seguite tutti i ragazzi in collaborazione. Siamo a 153 ragazzi, l'obiettivo di fine estate, esatto, è arrivare a 200.000, ce la meritiamo. No, E Waiu, ciao.